Gli studenti italiani ritornano a scuola il prossimo 14 settembre. Queste le indicazioni di massima che il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha dato in occasione delle linee guida per la riapertura degli istituti scolastici. Il documento ha anche avuto l'approvazione delle regioni e degli enti locali, è stato già inviato ai dirigenti scolastici dei vari plessi. Sarà infatti necessario trasformare le difficoltà di un determinato momento storico dovute al Covid-19 in un proprio volano per la ripartenza e per l'innovazione, così come è scritto nell'introduzione al documento, rispettando ovviamente le giuste misure di sicurezza. Stamani ci siamo recati presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini per vedere come si stanno organizzando. L'anno scolastico che si è appena concluso è stato un anno estremamente particolare, l'abbiamo concluso nel miglior modo possibile. Ci accingiamo a iniziare questo nuovo anno scolastico 2020-2021 con tutta una serie di problematicità e di criticità. Siamo al lavoro come staff e stiamo cercando di addivenire a soluzioni migliorative per tutti i nostri alunni. Abbiamo letto le linee guida del Ministero che, ahimè, penalizzano un po' tutte le scuole, atteso che bisogna mantenere il distanziamento sociale e le nostre strutture, credo un po' tutte le scuole di Agrigento, ma della Sicilia, non credo che possano avere quelle dimensioni utili per garantire il dimensionamento sociale come si richiede. Chiaramente ci vorranno nuovi locali, ci vorranno nuove strutture e in questo sicuramente in sinergia con l'ente locale cercheremo di trovare delle soluzioni per un rientro il più possibile sicuro per tutti i nostri alunni. Noi come scuola già abbiamo fatto delle riunioni, cercheremo di addivenire a soluzioni quali il rimodelamento, la rimodulazione dell'orario, cercando, ripeto, di dare risposte concrete e soprattutto mettere nelle migliori condizioni i nostri studenti. Si parla di doppi turni, si parla, almeno questo è quello che si dice nelle varie scuole, nelle altre scuole, di doppi turni, di distanziamento di almeno 1 metro dei ragazzi, l'attività motoria, insomma su tutto questo come pensate di districarvi in queste nuove norme? Ma io innanzitutto escluderei sin dall'inizio come scuola i doppi turni, perché i doppi turni comportano un aggravio di lavoro per i docenti, perché bisogna anche rafforzarsi con il quadro orario che ogni docente ha e soprattutto con le difficoltà che le famiglie avrebbero nel poter seguire i loro figli in turni antimeridiani e pomeridiani, atteso che ci sono famiglie che hanno figli che frequentano specialmente il nostro istituto, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, quindi con difficoltà oggettive. In questo momento io escluderei assolutamente il doppio turno, cercheremo sicuramente di dare risposte concrete e fattibili, rimodulando, ecco quello sì, un orario mattutino, scaglionando eventualmente le entrate e le uscite, però ripeto, sia ancora tutta una fase in itinere, però ce la stiamo mettendo tutta per dare contezza a un'azione educativa da noi impressa ormai da tempo e che ha dato ottimi risultati. Quindi le famiglie devono stare tranquille e serene perché daremo quelle risposte che possono essere positive sia per gli alunni, per le famiglie e anche per il corpo docente tutto. Si parla anche di lezioni più corte, non so, una lezione media magari sui 40 minuti, 45 minuti. Ma questo bisogna vedere un po' il Ministero cosa ci indicherà, perché nel momento in cui si riduce l'unità oraria poi bisogna capire quando e come poter recuperare questi minuti che non si svolgono. Per cui ripeto, se una fase a mio modo di vedere di attesa, in attesa, mi perdoni bisticce parole, che escano altre disposizioni più dettagliate e più precise, perché al momento, ripeto, la soluzione più semplice sarebbe il reperimento di nuovi locali. Ne approfitto per dire che questo anno scolastico che è terminato è stato un anno straordinario, emergenziale, e in questo però c'è veramente la capacità della scuola di sapersi, mi permette a termine, riciclare ad una situazione emergenziale, e poi alla fine credo che tutti quanti abbiamo ottenuto ottimi risultati, perché
pur se investiti da un mare aperto, una tempesta a mare aperto ci ha investito tutti, però in realtà tutti quanti poi siamo riusciti ad approdare e a dare le giuste gratificazioni, i giusti risultati ai nostri alunni e alle loro famiglie che hanno compiuto veramente un notevole sforzo, un notevole sacrificio per questa situazione che si è venuta a creare durante l'anno. Ultima domanda, ecco, sul corpo docente so che c'è una grossa carenza, voi come istituto come siete messi? Ma per quanto riguarda noi abbiamo un corpo docente estremamente valido e preparato, ma soprattutto consolidato nel tempo. Tutti i nostri docenti sono di ruolo all'interno di questa istituzione scolastica, non abbiamo diciamo, docenti precari per cui c'è questa movimentazione dei docenti di anno e anno, ma sono tutti docenti in pianta stabile nella nostra scuola e questo ci favorisce perché sicuramente si può dare quell'offerta formativa sempre più ampia e approfondita e soprattutto la conoscenza da parte dei nostri docenti dell'utenza tutta.